Euroregione News. Venezia accoglie Codroipo con entusiasmo. Grazie al comune di Codroipo e alla lungimiranza dell'artista Piero De Martin, hanno portato il nome della città di Codroipo con l'orchestra Plettro e i gioielli artistici al Lido di Venezia. Enzo Santese ha voluto coinvolgere altri poeti nell'interpretazione di alcuni componimenti, proponendo nell'insieme una formula vincente che ha saputo mantenere viva l'attenzione del pubblico alternando le diverse forme d'arte. Gli spettatori hanno potuto ammirare le splendide modelle che sfilavano indossando gioielli dell'artista codroipese Piero De Martin e tra una sfilata e l'altra hanno ascoltato la musica eseguita dall'orchestra Plettro Città di Codroipo. Ecco, questa idea è venuta al prof Enzo Santese, che ringrazio di cuore per il suo invito, e devo dire che è stata una manifestazione, anzi meglio un evento artistico di notevole importanza, e mi sono sentito onorato e anche così gioioso di poter mettere in passerella le modelle con i miei gioielli scultorei e soprattutto con l'accompagnamento musicale e con l'intervento musicale dell'orchestra Plettro Città di Codroipo. Ritengo due espressioni artistiche di livello che il territorio appartengono alla città di Codroipo. È un evento che comunque ha creato interesse e curiosità al Lido di Venezia, dove personalità sono accorse all'espressione, alla motivazione dei gioielli in passerella e soprattutto i brani intonati dall'orchestra Plettro. È stata un'occasione molto importante e divulgativa per l'immagine di entrambi, anche perché si trattava di un evento artistico a conclusione del Festival del Cinema del Lido di Venezia. Ecco, un ringraziamento di nuovo a prof Enzo Santese e all'orchestra Città di Codroipo che mi ha accompagnato nello spettacolo. Grazie a tutti voi. Da Venezia per Euroregione News, Marco Masciò. Euroregione News.